Ed eccoci arrivati a questa terza lezione di scacchi. Come promesso, in questa lezione vedremo alcuni dettagli che non ho specificato in quella precedente e sono dettagli non trascurabili perché sono delle regole veramente fondamentali. Innanzitutto, come mi hanno fatto notare, tendo a sottolineare una particolarità fondamentale che ha il cavallo. Oltre a quello di eseguire una mossa del tutto unica sulla scacchiera, è l'unico pezzo in grado di scavalcare. Che cosa vuol dire? Che qualsiasi pezzo si ha davanti dei pedoni non può muoversi. Per esempio l'alfiere in questo caso non può essere mosso. Per muoversi bisogna prima togliere un pedone e poi alla via libera. Prima togliere un pedone e poi alla via libera. Stessa cosa per la torre, non può muoversi, bisogna solo tirare avanti il pedone per fare uscire la torre. Il cavallo invece è uno dei pezzi che viene mosso per primi perché ha la capacità di saltare. Infatti la sua mossa può essere eseguita indipendentemente dai pezzi che lo circondano. Il cavallo infatti può saltare, quindi non c'è bisogno di togliere alcun pedone, poiché la mossa del cavallo può essere effettuata comunque. Ovviamente se c'è un pedone in F3 il cavallo non può andare in F3. Questa qui è una cosa veramente molto importante. Quindi il cavallo può saltare. I pedoni abbiamo detto che si possono muovere di 2 la prima volta che vengono mossi e poi sempre di 1, non possono tornare indietro. Oggi vediamo la presa al varco o en passant e vediamo questa come si effettua. Quando un pedone nostro supera la metà campo e un pedone avversario si muove per la prima volta di 2, qui può essere effettuata la presa al varco. Per la prima volta il pedone mangia questo pedone non più in questo modo, diagonalmente, e questo viene tolto, ma questo pedone viene catturato dietro. Pedone cattura in diagonale e questo non c'è più. Questa qui è detta presa al varco. Facciamo qualche altro esempio. Quando un pedone supera la metà campo e si muove di 2 un pedone, si può decidere, ovviamente puoi andare anche dritto, puoi stare fermo, ma si può anche prendere con la presa in passante. Ovviamente se il pedone nero è già in G6, si spinge il pedone in F5 e poi si muove il pedone in G5, non può più essere effettuata questa presa, poiché questo pedone non è stato mosso di 2 da subito, ma è stato mosso di 1 e poi di 1. Quando un pedone viene mosso in questo modo non si può effettuare la presa en passant. Quindi questa qui è una presa che non tutti purtroppo conoscono e quindi non tutti la possono prendere in considerazione. Un'altra cosa fondamentale di questa presa è che se il bianco, comunque il pezzo che può effettuare questa presa, non lo fa subito, non lo potrà più fare. Quindi o scegli di mangiarlo subito, o scegli di stare fermo, o di andare dritto, ma se non scegli di prenderlo non lo potrai più fare in una prossima mossa, non potrai prenderlo dopo, basta, ormai è scampata questa possibilità. Ok, poi esiste un'altra regola fondamentale in cui per la prima volta nel mondo degli scacchi si possono muovere 2 pezzi contemporaneamente. Si chiama arrocco. La parola stessa lo può definire, consiste nel arroccare, quindi mettere al riparo il proprio re. Come funziona? L'arrocco innanzitutto avviene fra il re e le torri.
può avvenire solo quando fra il re e la torre con cui si decide a arroccare, quando non vi sono pezzi propri o dell'avversario in queste case, tra il re e la torre, oppure tra il re e questa torre. Ammettiamo caso che vogliamo arroccare tra il re e questa torre. Come funziona? Il re si muove unicamente di 2 passi, abbiamo detto che il re si muove sempre e solo di uno, ma nell'arrocco si muove di 2 passi verso destra e la torre si muove di 2 passi verso sinistra e si ottiene l'arrocco. In questo caso il re è stato messo al sicuro e una torre viene piazzata verso il centro. È una mossa difensiva ma allo stesso tempo anche di attacco ed è molto consigliabile di effettuarla sempre. Questo qui è definito arrocco corto poiché la distanza tra il re e la torre è inferiore rispetto all'arrocco lungo, dove il re si sposta sempre di 2 passi, il re è sempre di 2 passi, ma questa volta la torre è costretta a fare più strada. Infatti deve fare 3 caselle rispetto a questo. Quindi arrocco corto o arrocco lungo. Quando si può effettuare questo tipo di arrocco ci sono diverse regole. Un arrocco può essere effettuato solo quando il re e la torre con cui si vuole effettuare l'arrocco non siano mai state mosse. Per esempio, se il re è già stato mosso, poi ritorna indietro, il re non può più effettuare l'arrocco perché è già stato mosso. Non si può più fare così. Se si vuole comunque fare un arrocco si potrà fare qualcosa di manuale, per esempio 1, 2, 3 e 4, ma occorrono 4 mosse anziché una, quindi lo sconsiglio. Oppure l'arrocco non può essere effettuato se la torre è stata già mossa. Se la torre è andata in H4 poi ritorna in H1 non si può fare l'arrocco corto poiché la torre è già stata mossa, per cui bisogna ricorrere all'arrocco lunga se questa non è stata mossa. Quindi le torri e il re non devono essere stati mossi per effettuare l'arrocco. Poi abbiamo detto prima che non ci devono essere pezzi che interferiscono sull'arrocco, pezzi propri, ma allo stesso tempo anche pezzi avversari. E ovviamente non ci devono essere problemi mentre si fa l'arrocco. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il re e la torre non devono essere minacciati né quando arroccano né quando sono arroccati. Per esempio, mettiamo caso che il nostro avversario ha un alfiere in D4. Ovviamente l'alfiere in D4 può catturare tutti i pezzi che si trovano lungo questa diagonale e questa diagonale. L'alfiere copre anche la casa G1, quindi in questo caso l'arrocco non può essere effettuato, poiché dopo l'arrocco si avrà uno dei 2 pezzi sotto minaccia. Infatti, se noi proviamo ad arroccare, il re si trova sotto minaccia, quindi non si può arroccare. Un altro esempio, ad esempio se si ha un alfiere campochiaro che mira su F1, non possiamo arroccare, poiché dopo l'arrocco l'alfiere potrebbe catturare su F1. Differenza invece sta su un alfiere che mira su H1. In questo caso l'arrocco può essere effettuato poiché dopo l'arrocco non c'è alcun pezzo sotto minaccia. Quindi effetta questo arrocco il prima possibile per mettere al riparo il tuo re e mettere in comunicazione le 2 torri. È importante che le 2 torri si guardano.